Denti del giudizio. Quando e perché rimuoverli? Quando spuntano possono essere un vero rompicapo. Parliamo dei denti del giudizio. Scopriamo insieme quando e perché potrebbe essere necessario rimuoverli per mantenere la tua salute orale al top. I denti del giudizio o terzi molari sono gli ultimi a comparire nella tua bocca, solitamente tra i 17 e i 25 anni. A volte la bocca non ha abbastanza spazio per accoglierli, causando dolore, affollamento dei denti o persino infezioni. Questo è noto come impattazione. Il processo di formazione del dente del giudizio inizia ben prima dei 17 anni e individuare con una radiografia la presenza del problema e programmare l'estrazione quando è ancora un germe potrebbe rendere l'intervento meno rischioso e soprattutto prevenire questi problemi di malocclusione dati dalla spinta del dente del giudizio. Alcuni segnali da non ignorare: dolore persistente nella parte posteriore della bocca, gonfiore o sensibilità delle gengive, difficoltà a masticare o aprire la bocca e denti che iniziano a sovrapporsi a causa della pressione. Il processo di rimozione dei denti del giudizio varia a seconda della loro posizione e dello stato di impattazione. Il dentista o chirurgo maxillofacciale valuterà la situazione con radiografie dettagliate per pianificare il trattamento migliore. La procedura è solitamente sotto anestesia locale o sedazione per garantire comfort e ridurre l'ansia. Dopo la rimozione segui attentamente le istruzioni del tuo dentista per una guarigione ottimale. Questo include il riposo, evitare cibi duri o piccanti e mantenere pulita la zona che è stata operata. Il recupero completo può richiedere da alcuni giorni a una settimana. Hai problemi con i tuoi denti del giudizio o vuoi semplicemente un controllo? Non aspettare che diventi insopportabile. Prenota una visita con noi per un esame approfondito. Prenditi cura dei tuoi denti del giudizio e mantieni il tuo sorriso sano e felice.